Qui da Corte Santa Maria è tutto pronto per una nuova puntata di Giovedì a Corte. Oggi con noi Lucio Masia, che è delegato del CONI, provinciale del CONI Point di Sassari, quindi parleremo di sport e lo faremo anche con due servizi di Icori Bichesu di Sardegna DS. Qui è tutto pronto, stiamo per partire, restate con noi. Sardi alla frutta di Adriano Cossu, decoratore di buffet e fruit designer per matrimoni, eventi, compleanni e lauree. Non perdere l'occasione di fare di un semplice buffet il tuo evento speciale. Galleria commerciale Corte Santa Maria. Tanti negozi esclusivi, un superstore Cobec e un ampio parcheggio nel cuore di Sassari. La Galleria commerciale Corte Santa Maria è a Sassari in via Copino. Benvenuto Lucio, Lucio finalmente, Lucio Masia qua nel salottino di Giovedì a Corte. Vi ringrazio. Sempre Vi ringrazio, non è da tutti essere invitati a Corte. Ah, ok. E quindi è un privilegio, bisogna sfruttarlo al meglio. Mi affido a te quindi. Perfetto. Senti, giornalista, conduttore TV, o i tuoi programmi, quelli prima, quelli di adesso, insomma. Ho rotto, insomma, dai. Hai fatto di tutto e di più. Hai raccontato sempre lo sport. Sì, sempre lo sport perché la mia passione da ragazzo, da giovane, mi sono cimentato in moltissime discipline sportive. Atleta, Sì, da moltissime discipline sportive, sempre maldestramente però, okay. Sempre, ne ho fatto tantissime, male ma tantissime. Okay. Per cui, perché ho un pessimo vizio. Mi appassiona molto subito, sì. E poi pian piano perdo l'abitudine e mi dedico a un'altra disciplina sportiva. Questa è stata la mia vita sempre, anche da giovane. Però nel campo del giornalismo lì ti sei appassionato e sei andato alla grande. Nel campo nel del giornalismo il sportivo, raccontare no? le vicende mi hanno sempre intrigato, per cui ho sempre fatto qualcosa da quei tempi. Tu pensa soltanto una cosa, che quando ancora non c'erano le strumentazioni che ci sono oggi, si facevano qualche radiocronaca o tramite telefono, ma non con i telefonini. Certo. È un lusso adesso. Un po' diverso. È un po' diverso. E allora io ho iniziato a fare le radiocronache dei tornei dei bar, e lo sai come? Si faceva la registrazione del primo tempo, poi venivano dalla radio, prendevano la cassetta, la portavano e iniziava il secondo tempo nel frattempo. Mamma mia, ragazzi. Ma ne ho tantissime cose da raccontare. Un giorno ho fatto una radiocronaca della Torres dalla Messicola, anzi dallo stadio di Quarto, anche dalla Messicola, e purtroppo non si vedeva il campo a vista. Per cui io facevo la radiocronaca, mi guardavo alcune azioni e poi le raccontavo con i gettoni, Incredibile, un dramma, un'improvvisazione. Un'improvvisazione totale. Senti, calcio, tantissimi sport, però ce n'è uno che tu sei presidente per la regione Sardegna da tantissimi anni della FIB, Federazione Italiana Bocce, ragazzi. Esatto, sono tanti anni, forse troppi anni, che dedico la mia passione a questa disciplina sportiva, che è tutt'altro quella che sembrerebbe. Ma che tra l'altro è anche uno sport un po' che se ne parla un po' poco. Se ne parla poco, è uno sport molto difficile, è uno sport che possono praticare tutti, dai più giovani, parlo dei giovanissimi, ai più anziani. E oggi le gare sono aperte anche ai più anziani, perché esiste un alto livello, ma esiste anche uno sport di base, che coinvolge un pochino tutti. È una disciplina sportiva difficile perché l'accostare la boccia al pallino non è semplice come sembra, o come sembrerebbe, così a prima vista, e poi bisogna difenderlo il punto che si fa, per cui c'è tutta una serie di situazioni che si verificano durante la partita che permette ai giocatori più bravi di emergere oltre al braccio. Ci sono di diverse specialità all'interno. Ci sono tre specialità. Tre specialità.
Tre specialità. Questo che vediamo nelle immagini, che Questa tra è la l'altro raffa. È la raffa. La raffa questa, che è la più importante in Italia. Sì, Le bucce sono sintetiche, Sì. va bene, pesano intorno ai 940 grammi. Poi c'è il volo, dove le bucce sono di bronzo. sì. I campi della raffa, come tu vedi, sono ben levigati. La buccia scorre moltissimo. Sì, Il come campo un di biliardo volo, quasi. esatto. Il campo del volo invece si gioca sulla terra, dove allora la buccia è più pesante, perché deve camminare di più, e il campo, e bisogna adattarsi molto al campo, perché il campo può cambiare situazione da una giocata all'altra. Certo, Come si perché passa? Tu essendo- lasci la traccia Sì, sì. con le scarpe, perché si gioca con le scarpe pesanti, un pochino più pesanti di quelle che si giocano nella raffa, e quindi posso anche vedere. Allora i giocatori cosa fanno? Quando vanno a giocare, siccome vanno a vedere il punto, poi ritornano indietro, poi vanno a vedere il punto, poi ritornano indietro, quando ritornano indietro per giocare alla buccia, cercano di levigare col piede Il il terreno per renderlo più piano, insomma, ecco. E poi c'è la pétanque, che le bocce sono piccole, più piccole, e sono di una lega di bronzo e ferro. Perché è la più praticata al mondo? Perché il campo non è curato. Tu puoi, ecco qua noi potremmo organizzare, mettendo della terra così, potremmo organizzare una gara di bocce di pétanque. Tranquillamente, perché è molto semplice la cura del campo. Però è lo stesso un gioco difficile, si gioca da fermi, in posizione quasi seduta, e si lancia la boccia così. Totalmente Sia appunto che diverso dagli altri. è diverso. I campi sono più brutti sono, meglio è. Ecco, capito. diventano più E difficili. a livello regionale come siamo messi? A livello di scuole, Intanto- di campioni? Cioè, Come siamo? intanto noi abbiamo quest'anno Sì. il campione italiano individuale, Ah, che è un ragazzo di Cagliari, che gioca col CB Cagliari, Circolo Bocciofilo Cagliari, che si chiama Roberto Moi, che quest'anno a sorpresa ha vinto il titolo italiano a sorpresa, bellissimo. dalla massima categoria, della categoria A. E quindi questo è stato un fiore all'occhiello per noi, ma non sono i primi campionati che noi vinciamo. Abbiamo vinto tanti campionati, abbiamo vinto campionati di società, abbiamo vinto campionati di terna, abbiamo vinto di categorie inferiori, campionati di Serie D con Nadia Agnani, poi è arrivata anche seconda, abbiamo vinto un campionato di società di categoria A col Circolo Concordia, un secondo posto col Circolo Sassari. Abbiamo diversi. bella storia, A Oristano ne abbiamo tanti, lo stesso, a Cagliari, quindi il Cagliari gioca in Serie A. E poi ne abbiamo una squadra a Sassari che gioca in Serie A2, quindi c'è un tutto bel un movimento. condimento che permette alla Sardegna di essere fra le regioni, insomma, più considerate nel Infatti mondo c'è delle stato bocce. anche da poco un evento a Sassari. Sì, Tu sei stato anche il telecronista, esatto, giusto? sì, una gara nazionale, Sì. organizzata è la prima gara fatta in Sardegna dopo la pandemia. Dopo la pandemia purtroppo non è certo. ancora si è esaurita, però dopo il lockdown, diciamo. Ecco, la prima gara in Sardegna, una gara perfettamente riuscita, giocata bene. Vi era un campione mondiale. Vediamo vi era le un immagini, esatto. le immagini che vedevamo Vi era sono un campione proprio di questa europeo, un campione gara. mondiale, ha vinto Viscusi, Luca Viscusi, che è uno dei primi giocatori in Italia. Non è il campione mondiale perché c'era il campione mondiale che è Gianluca Formicone. Quindi ci sono stati 7-8 partecipazioni d'oltreterreno, ma partecipazioni importanti. Ecco, questo che vediamo nelle immagini è Luca Viscusi, questo che ha vinto la gara. Questo è campione, 5 volte campione europeo, è stato anche campione mondiale di coppia. Insomma, Ma anche a livello italiano allora siamo forti. certo che siamo i primi. Non lo sapevo io. Al mondo siamo i primi nella raffa. Nel volo no, ma nella Benissimo. raffa siamo i primi. Benissimo. Assolutamente. Ecco, e per chi come me che non è molto ferrato su questo argomento dello sport delle bocce, dove Sì. può andare per informarsi? Ci sono dei siti internet Ma guarda, noi abbiamo un comitato, però a Sassari per esempio ci sono diverse società di raffa. Sì. Ci sono poi nei paesi le società di volo, ad Ossi, a Ozieri, a Sedini, a Martis, ad Alghero. Sarà il sito nazionale, ci sono tutte lì Ci le sono tutte divisioni, le- esatto. Fantastico, Cioè, benissimo. tu entri nel sito, vai su internet, entri nel sito Sassari o Sardegna e ti dà le società della Sardegna, della provincia di Sassari. Così Lo via. farò perché voglio andare a studiarmi un po' questo No, sport. ci sono diverse. Io che non avevo mai Io fatto. oggi che ancora mi sopportano come presidente del comitato provinciale di Sassari, dirigo 17 società tra raffa e volo.
Cavolo. nella provincia di Sassari, Quindi non sono poche. possono anche contattare su Facebook allora gli amici che vogliono Certamente, qualcosa. certamente, siamo a disposizione, Benissimo, completa, totale. Senti, passiamo un attimo dalle bocce al tiro con l'arco, ma ti faccio vedere un'intervista di Ico Ribichesu, che tu conosci anche Ico. Certo. Ci vediamo l'intervista, poi magari la commentiamo un attimo, ok? Va bene. Vai Cesare. Con il presidente degli arcieri Torres Sassari sempre sul campo, è il caso di dirlo, per questa ripartenza del dopo Covid, una delle ulteriori gare proposte dal vostro sodalizio e che richiama tutta l'arceria sarda. Bruno De Rudas. Sì, questa è la prima gara open che si tira a 50-70 metri, ufficiale come gara rispetto alle gare che abbiamo fatto per il Covid di prova, e quindi hanno dato l'ok per fare le gare ufficiali per le qualifiche ai campionati italiani. Insomma, l'importante è ripartire per queste gare. Una bella risposta di arcieri che non vedevano l'ora, chiaramente, dopo il blocco naturale dovuto all'emergenza Covid, di ritrovare soprattutto uno degli impianti più importanti nel panorama nazionale, è il caso di dirlo, il vostro impianto degli arcieri Torres Sassari. Beh, è sempre un campo che si presta, soprattutto è al chiuso, quindi anche con persone che sono controllate all'interno, in cui ci saranno solo arcieri e tecnici. Però speriamo che si apra un po' al pubblico, per quel poco che noi gestiamo diciamo che si potrebbe fare, ecco, è un campo che si presta, ma anche sul tiro con l'arco il pubblico, ci vuole un po' di pubblico e i posti per fare il tiro con l'arco ce l'abbiamo. Buon lavoro e ben ritrovati agli arcieri Torres Sassari. Ok, vi ricordo che siamo sempre in Piazzale Segni, per chi vuole avvicinarsi al tiro con l'arco, grazie. Grazie Ico. Lucio, questo era il presidente Bruno De Rudas. Bruno De Rudas giusto? è un caro amico, una persona che dedica moltissimo tempo allo sport, alla sua disciplina sportiva, che è quella del tiro con l'arco, ma il tiro con l'arco ha una presenza molto importante qui in Sardegna, perché ha il vicepresidente vicario nazionale, che è Paolo Podighe, Sì. Quindi è lui che ha costruito questo insieme a Bruno, insieme a tutti i soci, che ha costruito quella meraviglia che l'impianto era Mondezzaio quello, che loro hanno reso... Quando il comune, Quello che abbiamo visto nelle immagini. certo, no? Il comune gliel'ha dato che era quasi un Mondezzaio, loro l'hanno reso veramente molto, ma molto bello, hanno pulito, hanno anche un coperto, come tu hai sentito a Bruno, dove si allenano durante, molto grande, un capannone molto grande, dove si allenano durante l'inverno, va bene. Adesso sono in campagna elettorale perché Paolo Podighe si è candidato alla presidenza, alla presidenza nazionale, con certo. molte speranze anche di riuscire a diventare presidente, insomma, dovrà combattere col suo ex presidente, però insomma ci sono molte cose che dicono che Paolo potrebbe farcela, e questo è molto bene, importante bene. per gli arcieri, che in Sardegna hanno veramente è una delle prime regioni italiane per quanto riguarda l'organizzazione delle gare, fanno gare internazionali, hanno organizzato campionati mondiali, quindi sai, hanno tutto un condimento particolare per essere una delle prime discipline sportive che noi abbiamo in Sardegna. Sardegna, io ti volevo anche un po' coinvolgere in quanto delegato provinciale del Sì. CONI, perché io ho fatto un attimo mente locale, adesso hai appena parlato degli arcieri, poi io penso a Dinamo Basket maschile e femminile. Poi mi viene in mente l'Athlon Sassari con Simone Piroddu, campione europeo. Mi viene in mente la Raymond, la pallamano Serie 1. Mi viene in mente, mi sto dimenticando forse qualcuno, le realtà di Torres e Latte Dolce Serie D, ma tutte a Sassari. Ma tu pensa soltanto una cosa, ti basti solamente pensare una cosa, che come CONI noi diamo le benemerenze tutti gli anni. Nella provincia di Sassari, Ecco. tra Sassari e Olbia Tempio, io tutti gli anni non do meno di 40 medaglie a campioni italiani, non a bronzi, quello- a medaglie d'oro, Er- tra giovani e meno giovani. Quello che ti devo chiedere, Quindi, ma c'è una è ricetta qua? non lo so, Cosa tieni mangiano? presente Non che lo noi so. abbiamo un campione europeo di schi, che è stato campione mondiale anche, è importante, tiro al piattello. Sì. Quindi, che Dio tieni, però ripeto, ci sono tante discipline sportive, la stessa pallamano per anni ha disputato Certo. la Coppa dei Campioni, ha disputato la Coppa europea, tipo Coppa UEFA nel calcio, insomma, va bene. Ti posso garantire che ha avuto
la fortuna di avere fra le proprie fila la giocatrice più importante al mondo. Era considerata la Maradona della pallamano, che era Svetlana Kitic, e giocava da sola quasi, con l'aiuto delle compagne, perché era veramente una bella squadra, anche perché Antonio Pesce aveva fatto veramente, ha costruito una bellissima squadra con atleti che venivano dalla nazionale, atleti che venivano dal continente, la Carciotti, la Di Domenico, la Razio, e me ne dimentico qualcuna. Grandi campioni, ma penso anche una grande organizzazione dietro a queste società. Certo, ha creato, non a Raio, ma ripeto, nella pallamano femminile veramente anni. Sì, adesso c'è la Raymond che sta veramente ritornando a portare veramente delle cose importanti nella pallamano sassarese, ma la stessa Patrizia Canu, che è del Verde Azzurro, che sta portando avanti un discorso giovanile molto ma molto importante. Ecco, c'è qualche altra realtà che magari non abbiamo citato che tu vedi che sta crescendo? O qualche... Certo, ci sono altre, c'è la formazione della Barbara Tetti, c'è la formazione della Zucchi Pastor, ce ne sono diverse formazioni. Sta veramente nuovamente crescendo tantissimo la pallamano a Sassari. Bene, bene, quindi tante belle note positive. Sì, molta realtà. Però... E la Raymond soprattutto, che quest'anno lotterà per vincere lo scudetto. Ah, addirittura. Vai, Certo. così. Vai. Detto da Lucio Masia, benissimo, fantastico. Senti, abbiamo parlato di cose belle, ma ti devo parlare anche un po' di cose, un po' di beghe. Purtroppo ce ne sono. Lo facciamo però dopo la pubblicità, Certamente, così ci certamente. organizziamo un attimo. Prima la pubblicità. Ok, va bene. Pubblicità, siamo qua ancora con Lucio Masia. Galleria commerciale Corte Santa Maria. Tanti negozi esclusivi, un superstore Cobec e un ampio parcheggio nel cuore di Sassari. La Galleria commerciale Corte Santa Maria è a Sassari in via Copino. Sardi alla frutta di Adriano Cossu, decoratore di buffet e fruit designer per matrimoni, eventi, compleanni e lauree. Non perdere l'occasione di fare di un semplice buffet il tuo evento speciale. La mente dell'uomo vola come il falco e l'uomo vede con gli occhi del falco. Il falco dall'alto del cielo porta l'uomo a scoprire i tesori dell'antica isola. E noi vi raccontiamo tutto quello che c'è sotto. E torniamo qui nel nostro salottino con Lucio Masia. Lucio, avevamo detto, insomma, abbiamo parlato di società e di sportivi importanti a Sassari, ma ci stavamo anche dimenticando. Gli eventi ce ne sono stati, ce ne saranno tanti di importanti. Però parliamo un attimo perché proprio oggi è iniziato il Rally Mondiale Sardegna, la tappa, insomma. È iniziato, nonostante le difficoltà, è tante. iniziato quest'oggi, con uno shakedown che si è svolto ad Olmedo. Sì, sì. È una prova molto bella, anche perché hanno trovato una giornata splendida quest'oggi, per cui ne hanno approfittato sì, anche. sì. Lo shakedown è una prova molto breve, tu pensa che dura, oggi hanno 2 minuti e 13 secondi, perché è una prova di velocità molto breve, che determina l'ordine di partenza, va bene? E anche quest'oggi, insomma, ci sono state le sorprese, nonostante fosse una prova così brevissima. Se tu pensi che Rovanpera, che è un figlio d'arte, giovanissimo, penso che non abbia ancora 20 anni, va bene, aveva fatto un bellissimo tempo, ok? Sì. È arrivato al traguardo e ha capotato dopo il traguardo. Dopo il traguardo. Dopo il traguardo ha capotato. Io guardavo la prova perché l'ho vista, è una cosa incredibile.
non si capisce ancora come aveva fatto a capotare. Ma E tutto quest'oggi bene? è stata però? sì, Ah, tutto ok. bene. Fortunatamente la macchina è un pochino distrutta, ma Sì, avranno quello- tempo per mettergliela a posto per domani, certo. tranquillamente. Però ci sono state già delle situazioni, per esempio il miglior tempo l'ha fatto Otto Tanak, che è il pilota che 2 anni fa ha vinto il Rally Sardegna, sì. va bene. Il secondo è arrivato Evans e terzo mi pare Ogier o Neville. Quest'oggi, quindi sono i pezzi a 90 già c'è, poi c'è Sordo che è quello che ha vinto lo scorso anno a sorpresa, pensa che a Stintino l'anno scorso uno aveva già vinto, non Sordo, è uscito nell'ultima prova. Nell'ultima prova. Sì, Quella finale, Mi ricordo. Quindi, Mi ricordo. nel Rally non hai mai vinto sin quando non hai tagliato il traguardo all'ultimo secondo. Senti, sì, cappottamenti qua nel rally, ma qualche cappottamento anche col Palaserra dei Migli? I lavori? Purtroppo- Volevo un po' sentire da te il tuo parere su tutta questa vicenda. Vedi, col progetto Jessica quei lavori sono stati destinati perché onestamente il palazzetto per le ambizioni che ha la Dinamo non andava più bene, Sì. per tante motivazioni. Uno, per l'ordine dei posti, bisognava aumentare i posti a sedere se volevi veramente entrare nel novero delle formazioni europee di maggior rilievo, Certo. va bene. Per cui Certo. erano stati destinati con i fondi Gestif, fondi europei, Bisognava farli. Bisognava partire. E allora finalmente sono partiti. La cosa che è dispiaciuta moltissimo è stata che purtroppo scadeva il contratto al gestore che ha dovuto lasciare il palazzetto quasi improvvisamente, anche se l'avevano avvertito, però con tutto quello che c'era dentro, perché dentro c'erano 17 o 15 o 13 società sportive che si allenavano, certo, alla quale è stato dato il ben servito perché non potevano fare diversamente, perché altrimenti l'unica società che ha avuto il libero accesso è stata la Dinamo, che ha avuto la convenzione firmata dal Comune ancora per un anno, ma obbligati a darla alla Dinamo, non perché l'avevano voluta favorire, ma perché erano obbligati, perché altrimenti la Dinamo non poteva giocare in nessun altro campo, perché in Sardegna non esiste un campo dove si possa giocare la Serie A. Perché lo Per il stesso numero campo di del posti, Cagliari, giusto. lo stesso campo di Cagliari che è fra i più grandi, va bene, non arriva alle 3.000, mi pare che abbia 3.500 persone, qualcosa del genere. Ce ne vogliono 4.500. Ce ne vogliono 5.000. 5.000. Per cui 4.500 e 5.000. Per cui adesso hanno iniziato i lavori, per cui il problema è alloggiare questa società. Ecco. Alcune, Tu sai qualcosa? certo, di nuovo? c'è stata la consulta, io faccio Sì. parte della consulta comunale, si è discusso l'altro giorno con l'assessore Arru e stanno cercando di sistemarle dove? Nelle palestre scolastiche, ma anche lì ci sono dei protocolli da rispettare, non tutti i dirigenti sono d'accordo per effettuare le sportive. Chi le sanifica quando entrano gli alunni, quando entrano le scuole? Tu entri a allenarti dalle 15 alle 16 e poi Sì. e chi sanifica? Quindi sono tutte. Si è cercato di seguire la strada che ha seguito Cagliari. Adesso bisogna vedere se verrà accettata, e cioè quella di entra la società e dovrà sanificare per la Plus, Sì. entra l'altra dovrà sanificare e così via, sino all'ultima che dovrà sanificare tutto l'impianto. Allora si è pensato che di convincere le società che andranno ad allenarsi di costituire una sorta di consorzio per pagare e prendere una ditta specializzata perché alla fine della serata di sanificare il tutto, sanificare per l'indomani per i bambini Certo. o per i ragazzi. Ma insomma, si parlava anche come sede della Corte d'Appello a si Sassari. parlava con la Spiegaci Corte un po'. d'Appello, però non tutte le società vanno lì dentro, perché per esempio ti faccio l'esempio classico, il pugilato. Sì. Come fai a mettere il ring dove c'è una stanza così grande da poter mettere un ring? Ok. Non è possibile. Così la ginnastica, pare che però la ginnastica abbia trovato una collocazione a Predanieda in qualche impianto che stanno facendo, roba del genere. Quindi ci sono delle ottime prospettive, dal dire a fare poi ci di mezzo, non sto dando delle certezze, certo. però si sta seguendo una certa strada. Una certa strada, quindi potremmo vedere la luce. E nei pensieri di questa amministrazione comunale che francamente io in questo momento non mi vorrei nei panni dell'assessore Aro perché certamente non starà dormendo per cercare di sistemare le società che non hanno alloggio. Beh, speriamo, insomma, vediamo che cosa succede nei prossimi Certo. giorni. Senti, ti faccio vedere adesso invece una cosa che secondo me sta funzionando. Sempre Ico Ribichesu è andato a intervistare il sindaco di Sennori, questo nuovo stadio, insomma. Certo. Ce lo guardiamo e poi parliamo? No, un certamente, attimino, ma certamente. Va bene, allora guardiamoci Ico con il sindaco di Sennori.
Nicola Sassu, primo cittadino di Sennori, alla vigilia di un appuntamento importante. Perché la vostra cittadina ha messo a disposizione l'impianto sportivo per eccellenza, visto che insomma adesso è uno dei pochi in Sardegna omologati addirittura per poter ospitare gare importanti, e l'ha messo a disposizione la società Sassari Calcio Latte Dolce. Un buon investimento, nel senso che voi avete pensato molto prima di questa che è stata la problematica legata al Covid-19, quindi complimenti. Grazie, siamo veramente contenti di poter ospitare la Serie D a Sennori e soprattutto il Latte Dolce Calcio, con il quale abbiamo dei buonissimi rapporti sia in ambito sportivo che anche in ambito, diciamo, amministrativo. Quindi siamo contenti di aver messo a disposizione questa struttura e è un ottimo investimento, come hai detto tu, anche per un ritorno d'immagine per il nostro paese. Un paese che poi insomma si è sempre distinto per quello che è il discorso dell'innovazione. Non a caso siete uno dei pochi paesi nella Sardegna dove per esempio tutte le auto dell'amministrazione vanno ad energia elettrica, cioè siete andati già avanti, visto che ormai è un qualcosa che pian pianino va a consolidarsi anche nel resto del paese. Signor Sindaco, credo che sia un buon viatico per quello che significa il far crescere le realtà intorno a una città come capoluogo come Sassari, che ha bisogno proprio di queste sinergie. Sì, è vero, noi abbiamo puntato molto sull'ambiente, acquistando anche nuove automobili, l'ultima è questa che vedete qua giù, soprattutto anche per rispettare quello che era il patto dei sindaci. Anche tutto l'impianto sportivo è stato pensato anche sul rispetto dell'ambiente, anche l'intaso infatti per esempio è naturale, abbiamo optato per quello anziché il sintetico ed è costituito da cocco e sughero. Che ne so, altre cose, c'è un impianto di riciclo dove praticamente tutta l'acqua viene raccolta su una cisterna e poi viene riutilizzata per innaffiare tutte le piante che ci sono attorno al campo, quindi cerchiamo sempre un pochettino di essere rispettosi dell'ambiente anche su questo fronte. Rispettosi dell'ambiente e soprattutto guardare al prossimo futuro con quello che sono gli investimenti che a taluni possono sembrare improponibili, che invece poi hanno questo ritorno. Non a caso, l'ho sottolineato poc'anzi in sede di presentazione di questa piccola intervista, voi siete uno dei pochi campi in Sardegna che possono ospitare gare addirittura per quanto riguarda la nazionale Under 18. Credo che sia già di per sé un grande successo. Nicola. Sì, diciamo di sì, siamo contenti e diciamo che questo progetto è partito 3 anni fa e oggi finalmente siamo riusciti ad arrivare al termine. Manca anche ora qualche documento amministrativo, ma diciamo che il 98% della struttura è completa ed è pronta anche per l'utilizzo. E Nicola Sassu, sindaco di Sennori, ospiterà Latte Dolce. Certo. A Sennori, un'altra bella società, insieme alla Torres in Serie D. Serie D, una società che quest'anno è stata costruita sicuramente per fare meglio degli scorsi anni. Sì. Considerando che 2 anni fa ha fatto la finale per andare in Serie C, l'ha persa contro il Lanusei per 1-0, ma si pensava che dovesse vincere, invece la Lanusei era molto forte. Aveva come allenatore l'attuale allenatore della Torres, quindi ha mancato quell'appuntamento. Lo scorso anno il campionato ha fatto un campionato decente che poi non si è concluso per i motivi che tutti conosciamo, per la pandemia, per lockdown, per cui non si è concluso. Dove la Torres peraltro aveva fatto molto bene perché era una piazzata meglio del Latte Dolce lo scorso anno. E quest'anno quindi si è rinforzata, ha comprato dei giocatori importanti, ha preso Scotto, il figlio dell'allenatore Scotto, di Pierluigi Scotto, l'allenatore dello Stintino, ha preso Guberti, un giocatore che si era espresso molto bene ai tempi di Cucuredo con la Torres, va bene, aveva giocato con l'Alghero anche, ma soprattutto con la Torres, per poi a finire alla Roma in Serie A, per andare a Bari, aveva avuto qualche disavventura,
Però poi adesso si era ripreso, era ritornato solamente in Serie B, poi in Serie C e adesso quest'anno ha accettato di venire a giocare con l'Ace-Dolce. Il campo è molto bello, per la verità. Il nuovo campo dell'Ate Dolce. È molto bello ancora. L'hai già visto tu? Sì, ma ripeto, io l'ho visto anche quando lo stavano ultimando, però c'è qualche problemino legato per esempio alla presenza dei giornalisti in questo momento. Non ci sono grandi spazi, ma non si poteva prevedere tutto. Sicuramente lo faranno perché sia il sindaco che i consiglieri, compreso Roberto Desini, che insomma... Roberto Desini è il vicepresidente regionale della FIGC, per cui insomma ha tutto l'interesse a lanciare il calcio in una certa maniera. È stato nostro ospite qua, lo salutiamo. Roberto è uno sportivo a tutto tondo, insomma, certo. Quindi ha recitato un ruolo importante anche in regione, per cui è una persona che si è mossa sempre in una certa maniera. E questo campo è un fiore all'occhiello per la città, che ha tante idee veramente molteplici e molte anche veramente molto intriganti. Bene. Senti, hai citato Roberto e con lui avevamo affrontato anche il discorso del turismo sportivo. Volevo anche che tu... Ma certo, ma lui cosa ne pensi? C'ha qualche esperienza già di turismo sportivo, per aver organizzato qualche cosa di veramente importante nel passato. Ma io anche ad Alghero, insomma, il mondiale. Io penso che sia molto interessante. D'altronde la Sardegna offre specialmente anche degli spazi che non sono dedicati al mare, perché la parte autunnale dove veramente la Sardegna, anche in inverno, è vivibile tantissimo. Quindi lo sport turistico potrebbe incrementare, quelli sono gli introiti per quanto riguarda tutto l'apparato turistico che gravita intorno alla Sardegna. Molto importante quello che ha detto Roberto. Magari lo facessero. Certo, ci vogliono gli impianti, come partendo da questo di Sennore e risolvendo anche il discorso del Palazzo e ci vogliono anche gli eventi. Gli eventi speriamo che ricomincino. Io te ne dico uno che sarà venerdì, non questo, il prossimo. Qua abbiamo dietro anche le grafiche, perché ci sarà Gianmarco Pozzecco qui che presenterà insieme a Filippo Venturi il suo ultimo libro alla Libreria Mondadori, lo dico già, ore 18 venerdì 16 ottobre. Quindi tu ci passerai sicuramente. Ma di Dinamo non ne parliamo, ne parla Gianmarco. Allora agganciamoci anche alla Dinamo, ma della Dinamo... Ne parla nel posto, dai, lasciamo a lui. Lasciamo a lui il compito di parlare della Dinamo. Della Dinamo ci meglio di quanto facciamo. Ce ne sarebbe da dire tantissimo, che poi quest'anno anche con la Dinamo femminile. Certo. In A1 anche lei, giusto? Gioca in Serie A, sì. È andata bene una partita, è giocata in casa, la seconda non è andata altrettanto bene perché ha perso. Comunque sta iniziando il campionato. Guarda, la nostra mezz'oretta si è sgretolata. Della Dinamo mi sa che posso invitarti un'altra volta e ne parliamo alla grande. A tua disposizione. A tua disposizione. Allora io ti ringrazio veramente, Lucio, grazie a voi di essere stato qua con noi. So che devi scappare perché anche tu hai un problema, il tuo problema. Le stesse cose con i tempi, con le trasmissioni, i programmi. Grazie mille. Grazie amici, io vi ricordo che noi saremo qua giovedì prossimo. Ringrazio Cesare Donati alla regia, chi copia le telecamere. Vi ricordo, per rivedere la puntata potete andare sul nostro sito www.sardignalife.it, la nostra mail è info@sardignalife.it e seguiteci anche sui social, Facebook, Instagram, Telegram, siamo ovunque. Per oggi è tutto, grazie ancora a Lucio, noi ci vediamo giovedì prossimo, ciao! Grazie dell'ascolto. Sardi alla frutta di Adriano Cossu, decoratore di buffet e fruit designer per matrimoni, eventi, compleanni e lauree. Non perdere l'occasione di fare di un semplice buffet il tuo evento speciale. Galleria commerciale Corte Santa Maria. Tanti negozi esclusivi, un superstore Cobec e un ampio parcheggio nel cuore di Sassari. La Galleria commerciale Corte Santa Maria è a Sassari in via Copino. La mente dell'uomo vola come il falco. E l'uomo vede con gli occhi del falco.
Il falco dall'alto del cielo porta l'uomo a scoprire i tesori dell'antica isola. E noi vi raccontiamo tutto quello che c'è sotto.